Benvenuto alla Taverna, Friuli Wines, il podcast definitivo sui vini di Friuli Venezia Giulia. Sono Wayne Young, l'host. Benvenuti tutti alla quarta stagione di La Taverna Friuli Wines. Sono Wayne Young. Bentornati dopo la nostra pausa per le feste. In inglese si diciamo hiatus, si dice anche in italiano hiatus. Non lo so. Comunque, spero che tutti voi avete passato bene le feste. Qualcuno sta facendo questo dry January. Qualcuno sta facendo questo secco gennaio secco dove non si beve? Spero di no. Io no. Comunque, questa quarta stagione di La Taverna è cominciato, penso che un anno e mezzo fa, più di un anno e mezzo fa, abbiamo cominciato di fare questi podcast sui vini friulani, più di 40 puntate fatte, pubblicate. Devo assolutamente ringraziare tutti voi che si ascolta La Taverna per essere qui, siamo sempre in crescita, allora grazie tantissimo. Non dimenticare di seguirci su Facebook, sulla pagina dedicata a La Taverna Friuli Wines, o su Instagram, sulla mia pagina personale che è Wayne Grape, dove si vede subito tutta la novità, senti tutti i preview delle puntate che stanno arrivando, più dettagli, immagini, tutto quanto, dove si può anche comunicare con me, se volete mandarmi un commento, se vuoi mandare un suggerimento, se vuoi mandare un reclamo, quello che vuoi, ma comunque è sempre sui social dove possiamo scambiare dei messaggi. E volevo anche dare un piccolo preview di una bellissima novità che sta arrivando, che sono una nuova serie di puntate piccole, più corte, però più denso di informazioni, in collaborazione con il Consorzio di Colli Orientali del Friuli. Più dettagli sono in arrivo, allora state qui vicino a noi, seguirci sui social, in questo modo si sente prima di questa novità e tutto quell'altro che comincerà a fare nel 2023. Oggi abbiamo un personaggio importantissimo, famosissimo, anche simpaticissimo, molto bravo nel mondo di vino italiano, che è Andrea Amadei di Rai Radio 2, il programma Decanter, che secondo me un italiano che piace il cibo o piace il vino, o tutti e due, non è sempre sentito di questo programma radio. E prima di andare avanti con questa conversazione, volevo dirti di non dimenticare di arrivare fino in fondo a questo podcast con Andrea, perché ho fatto una domanda a lui alla fine della puntata che la risposta mi ha colpito veramente. È stata veramente una bella risposta di una domanda che faccio quasi sempre ai miei ospiti qui sul podcast. Allora andate in fondo, non è una puntata lunghissima e dai, non ti faccio più aspettare. Adesso sentiamo questa bella conversazione con Andrea Amadei. Benvenuti tutti quanti qui alla Taverna Friuli Wines. Io sono Wayne Young e oggi qui nel podcast sono super contento di avere un ospite super speciale. Abbiamo oggi Andrea Amadei del Decanter di Rai 2, è un programma che lo sento spesso. Abbiamo forse un anno fa, Andrea, fatto il primo contatto tramite Instagram, forse era quello, no? Ciao Wayne, ciao a tutti i tuoi ascoltatori, ma che piacere sedermi alla tua taverna con te e bere un Thai insieme alla Friulana. Sì, ci siamo sentiti circa un anno fa, no? Mi hai contattato sui social. Sui social, esatto.
avevamo pensato di parlare un po' di vino friulano insieme ed eccoci qua. Esatto, esatto. Ma prima che cominciamo di parlare di vino, voglio parlare un po' di te, perché conosco te come personaggio, ma non conosco te come persona. Allora, volevo fare un paio di domande, ma di dove sei tu originalmente? Io sono di Lodi, lombardo. Ah, ok. Penso che sia una delle poche province in Italia dove non si produce neanche un litro di vino. Neanche. No, nemmeno quello. E vedi, e vedi. Ma allora non vieni di una famiglia di produttori di vino, ovviamente. In realtà no, però vengo da una famiglia di venditori di vino, perché Ah. mia mamma e suo marito sono degli agenti di commercio e quindi insomma a casa mia il buon vino non è mai mancato. Ah, ok, allora il vino è sempre stato parte della tua vita, anche crescendo. Ma allora, in realtà il primo ricordo che ho del vino, penso di averlo registrato ancora quando ero sul seggiolone. Avevo questo bicchiere in plastica che assomigliava più a una tazza che a un bicchiere con tutti dei disegni di cartoni animati e ho proprio il flash di questo bicchiere pieno d'acqua che viene sporcato Ah, con un po' di barbera dal bottiglione del nonno che ecco. mentre la nonna si era girata a cucinare mi aveva versato un goccetto del suo vino nella mia tazza. È una cosa che adesso mi sembra che è verso l'abuso dei minori negli Stati Uniti, che, però in Italia anche mia moglie, che è italiana, racconta sempre di questo acqua sempre sporcato di un po' di vino rosso. È molto italiano e molto friulano, penso. Assolutamente. Sì, e poi da lì, sai, pian pianino il mio approccio ovviamente è stato verso il cibo, no? È proprio Ok. a livello di piacere oppure anche di gesto di affetto verso una persona, perché quando cucini per una persona è sempre un bel gesto d'amore. E pian pianino crescendo, ovviamente poi con l'adolescenza, cominciavo ad assaggiare i vini. E da lì i primi ricordi di questi vini lombardi, ma che spesso arrivavano anche da più lontano, perché insomma bisognava assaggiare il prodotto che poi i miei andavano a vendere in giro ai ristoranti. E da lì ho cominciato a sviluppare un'attenzione, una coscienza critica verso questa bevanda. Ah, c'è un vino che tu ricordi da quando avevi, sì, non lo so, quando hai fatto l'adolescenza, un vino che tu ricordi che è uno di quei momenti che ha aperto gli occhi? Ma guarda, visto che stiamo parlando di vino friulano, mi ricordo che uno dei primi che ho assaggiato è stato la ribolla spumantizzata di Collavini, che ai Ah, tempi era una novità, era la prima volta che arrivava questo vino anche dalle parti di Lodi. E mi ricordo eravamo andati in questo ristorante di riferimento per la mia città e era arrivato l'oste e ce l'aveva proposto. Ero con mio padre, per lui è un amante della bollicina, e ci aveva stupiti. E da lì poi direi che quel vino lì non ha mai abbandonato le cantine di casa. ok, bellissimo. Allora ma hai fatto scuola proprio di cuoco, di qualcosa così, o il cibo, allora gastronomia era una cosa che era solo un passione per te? Era una passione senz'altro e poi dopo il liceo mi sono iscritto all'Università di Scienze Gastronomiche, che quando ho saputo che c'era ho detto deve essere la mia università perché Ah, proprio ok, sentivo il trasporto verso la materia. Quindi mi capito. sono laureato lì, poi ho fatto un master sempre in Scienze Gastronomiche e poi solo dopo ho studiato sommelier. Ah, ok. E come mai hai deciso di fare questo passo avanti con di essere sommelier? Ma perché è fondamentale lo studio per avvicinarsi al vino, no? Quando assaggi il vino da profano puoi dire sì, buono, curioso, però fai fatica ad avere
diciamo uno schema mentale per capire, no? Invece poi andando a studiare la formazione tipica di un sommelier, cominci ad inserire tutte le tue informazioni sparse in delle caselline precise, dei cassetti ordinati in cui poi dopo puoi tracciare la mappa mentale dei tuoi vini e dei vini in generale. Quindi insomma era per parlare con più coscienza di questo mondo alla gente, visto che poi nel programma radiofonico che faccio, Decanter su Rai Radio 2, sono poi la persona che approfondisce il vino italiano. Esatto, esatto. Allora ti ha dato questo metodo più o meno per l'approccio del vino. Sì, sì, Ok. assolutamente un metodo per farmi un'idea del perché quel vino nasce in quel posto e non in un altro e come influiscono le condizioni dell'ambiente e poi anche le tecniche di cantina sul risultato finale. Ok, molto bello. Quanti anni avevi quando hai cominciato di fare lo studio di sommelier? Ma in realtà è uno studio che ho cominciato solo tardi perché Mm. avevo 33 anni quando mi sono Dai, iscritto al corso. ok. Sì, sì. E co- Prima ho passato anni a berlo, a studiarlo e a raccontarlo, ma da semplice curioso appassionato, o meglio, avevo studiato un po' il vino all'università, ma non conoscevo ancora tutte le tecniche di degustazione. ok. E che cos'è la parte più difficile diventare sommelier? Che cosa hai trovato qualche elemento di quel studio lì particolarmente sfidante? Allora, io credo che la parte più difficile per un sommelier sia quella di memorizzare e capire tutte le caratteristiche delle uve e dei territori del mondo intero. E poi sicuramente un, un metodo che è quello del servizio e del racconto, che non sia né troppo impostato e rigido, né troppo scanzonato e inconsapevole. Quindi trovare l'equilibrio fra questi due estremi sia la cosa più difficile, perché è importante arrivare alla gente, la gente comune a cui tu magari racconti o servi un vino, non è detto che siano degli esperti e abbiano studiato come te, quindi tu devi trasferire dei concetti semplici, veri e far capire a quella persona perché quel vino è unico. Quando parliamo di un vino, la cosa più importante sono le emozioni che quel vino ti suscita. Io cerco sempre di raccontare che cosa di quella bottiglia, di quell'etichetta mi ha colpito, mi ha fatto sognare, mi ha fatto piacere e perché. Quando parto da lì, poi dopo posso spiegare le caratteristiche oggettive, quindi il clima, le tecniche di cantina, ma prima quel vino deve aver smosso qualcosa all'interno del tuo animo. Se tu racconti perché ti ha mosso quelle emozioni, allora secondo me riesci a catturare l'interesse delle persone. Beh, questo è assolutamente vero. Quando si parla di un vino, se si parla di un'emozione è molto più forte, molto più impatto di parlare di che tipo di barrico, quante settimane di macerazione. Ma io credo che il vino sia proprio come la compagnia di una persona, cioè ci sono delle corde che riesci a muovere che vanno al di là della tecnica e della scienza. Ci sono proprio delle emozioni che sono mosse, cioè diciamo che interagisce con la tua sensibilità. Mm. Il vino non ha un qualcosa di metafisico, cioè non è una scienza esatta, però riesce solo lui a condensare tutte le caratteristiche che ha intorno, cioè dal clima alle piante che vivono vicino alla vigna, ai fiori,
alle emozioni stesse del produttore che lo fa, perché comunque il vino è anche soggettività, no? C'è la personalità del produttore all'interno e riesce a condensarle in una bottiglia che poi quando tu vai a stappare e te la versi nel bicchiere ti può comunicare un mondo anche così di primo acchitto, ed è proprio una prima impressione, come quando conosci una persona per la prima volta o vedi un'immagine per la prima volta, tu non sai ancora bene che cosa ti abbia colpito, però quell'immagine lì, quella persona lì ti sono rimaste dentro. È lo stesso per un vino. Voglio fare una piccola provocazione con queste cose delle emozioni. Allora facciamo l'apposta. È mai successo nella tua vita di assaggiare un vino che è piaciuto e dopo conoscere la persona indietro e dopo non l'hai mai bevuto più? Allora ho fatto proprio l'effetto opposto? Certo, certo. Sì, Ma allora. Non devi dire chi realtà, è, però sì. mm, Però ovviamente in realtà sapendo, no, così al contrario è difficile che mi sia successo, perché perché tutte le ovviamente ci volte sono dei che... vini per me che ogni tanto non sono i miei preferiti, però vai a incontrare questa persona che è così innamorato dei vini stessi, provo di non usare la parola appassionato, però è vero, è appassionato, e ti cambia un po' l'idea. Ok, non è il mio vino preferito, però questa persona è un grande. Invece non so se hai mai avuto questa cosa che un vino che è piaciuto tantissimo, vai lì, conosce la persona che crea questo vino e dice no, questo vino non lo bevo più. No, No, così al contrario devo dirti, no, non mi è mai successo. per Mi è fortuna. successo in positivo, ma mai al contrario. Bene, bene, anche per me, anche in contrario non è mai successo a me. Volevo Ma solo fare quella piccola è difficile provocazione. Wayne. Ti dico perché è difficile. Perché se un vino ti piace, significa che è stato fatto con sensibilità. Mm, E una persona che ha, che è riuscita a fare quel vino e che ha sensibilità, ehm, non ti può non colpire, non può non piacerti. E quindi è più facile che una persona sensibile debba ancora imparare a fare un buon vino rispetto a che una persona con un animo asciutto o comunque impersonale riesca a fare un ottimo vino, ok, a mio parere. capisco. Torniamo un attimo del tuo, attualmente il tuo, diciamo, lavoro di Decanter. Quanti anni che collabori con Decanter su Rai 2? Sono 10 anni ormai, 10 anni? tondi, Wow, sì. complimenti. Complimenti. Come sei arrivato a fare quella trasmissione? Ma in realtà è successo a Vinitaly perché dovevo cercare uno stage per concludere il mio master universitario Ah, e mi sono presentato a Vinitaly con una ventina di curricula e volevo consegnarli a, diciamo, tutti gli editori, gli organi di comunicazione, no, dell'enogastronomia. Mi ricordo avevo girato un po' di stand, avevo qualche possibilità, per lo più giornali locali, fino a quando verso le 6 di sera avevo detto alla mia professoressa che aveva ha un ufficio stampa importante, che lei è Marzia Morganti, che non ero molto soddisfatto delle occasioni che mi ero creato. Allora mi disse, ma guarda, provo a chiamarti Fede Tinto, loro fanno un programma, magari hanno bisogno di una persona come te. E effettivamente è arrivato Tinto, che era lì a fare decanter dal Vinitaly, ha fatto due chiacchiere con me e dopo 2 mesi mi ha chiamato il produttore della trasmissione per chiedermi se volevo andare giù a Roma a fare uno stage di 6 mesi. Io in 2 giorni, perché poi mi aveva chiamato il venerdì per scendere il lunedì, in 2 giorni ho cambiato completamente la mia vita, sono partito e mi sono buttato via così. stupendo. Bellissima storia. Sai che quelle improvviste, quelle cose, quei momenti proprio che non è pianificato. Praticamente sei andato lì con un'idea e il giorno dopo il mondo era completamente diverso. Diciamo che ci ho provato e è andata Bravo, bene. bravo, bravo. Questo mi piace. E allora ti danno abbastanza libertà lì da Decanter per scegliere i vini con cui di parla per quelle puntate? Sì,
Sì, Sì, sì, sono direi abbastanza libero e bello. sai, comunque anzi voglio raccontare vini che come ci siamo detti mi emozionano personalmente perché per trasmetterlo agli ascoltatori devo essere vero, mi piace essere vero, altrimenti loro lo capiscono che stai in qualche modo dicendo delle cose asettiche. E quindi cerco sempre di raccontare, di scegliere vini che mi hanno mosso qualcosa dentro e che mi sono piaciuti. Quindi sì, sono abbastanza libero, direi. Bello, bello questo. Ti danno ovviamente la trama, l'idea della puntata e tu scegli un vino che secondo te, perché io vedo che spesso ti chiedono per un tipo di abbinamento, no? Parlano di un vino, di un cibo di una certa zona, qualcosa, e dopo tu vieni fuori con l'abbinamento, spesso viene fuori così, no? Ma allora, ci piace partire dagli abbinamenti, sia a Decanter Radio 2 che è sempre Mezzogiorno Rai 1 con Antonella Clerici, perché si parte dal conosciuto, no? Per raccontare qualcosa di sconosciuto, mi spiego meglio. L'ascoltatore o il telespettatore riesce a immaginarsi quelli che sono i sapori di una ricetta, perché comunque quegli ingredienti lì lui li ha già provati, li ha già incontrati nella sua vita. E da lì poi si parte per raccontare il sapore, il gusto, la consistenza di un vino che invece è ai più sconosciuta. Però partendo dalle caratteristiche del cibo e incastrandoci quelle del vino, riuscendo a spiegare perché quel cibo ha bisogno di quel tipo di vino, allora riesci poi a guidare un po' meglio la persona che ti ascolta sulle caratteristiche organolettiche della bevanda. Quindi si parte dalla ricetta e poi da lì inizia il mio turno perché comincio a ragionare, ok, questa ricetta è una ricetta tipica di un territorio o ha un ingrediente tipico di quella zona? Sì, bene. Che vini ci sono in quella zona che possono andare bene per questo piatto? E da lì ragiono sul colore del piatto e poi passo al colore del vino, cioè l'abbinamento cromatico funziona sempre ed è abbastanza comprensibile anche dai non esperti, no? Cioè se il piatto è rosso e scuro vorrà un vino rosso, se invece un piatto è chiaro più probabilmente un vino bianco. Ok. E poi da lì vado a cercare nei vini di quel territorio, di quella zona. Altrimenti, se il piatto non è riconducibile a nessun paese, cerco comunque di capire la personalità del piatto e di mettergli vicino un vino che ha le stesse linee caratteriali. Più o meno il classico what grows together goes together, più o meno, che Yeah. cresce Sì. insieme, abbina bene insieme. Penso che sia un detto bellissimo che tra l'altro non avevo mai sentito e che ti ruberò, Wayne. Ruba, Questa cosa mi piace no, molto. no, è una Come? cosa che l'ho sentito da anni quando ho anche lavorato a New York. What grows together goes together. Per esempio, Mamma mia, friulano e prosciutto di San Daniele. No, sono l'abbinamento meraviglioso, perfetto. Sì, esatto, esatto. meraviglioso. Oppure frico e refosco per stare dalle tue parti. Assolutamente sì, assolutamente sì. E parlando di vini friulani, no, volevo parlare un po' di questo. So che, e faccio full disclosure, no, che io collaboro con l'azienda Ronchi di Ciala, aiuta l'azienda con un po' di marketing, un po' di social, eccetera, eccetera. Ma ho sentito che ha parlato un paio di volte di Ciala Bianco, di Schioppettino. Ma altri vini qui in Friuli, che a parte ovviamente anche Colavini che ha detto prima, che sono del cuore per te, che sono importanti per te? Ce ne sono veramente tanti, Wayne. Mm. Eh, Facciamo così, partiamo dai meno probabili, cioè i rossi per il Friuli. Io sono profondamente innamorato del Pignolo, mi ricordo ci avevo dedicato anche una piccola tesi quando facevo il master universitario e amo tantissimo la versione di Michele Moschioni o anche di Ermacora, che sono due stili differenti ma ugualmente eccezionali. Per quanto riguarda invece i vini da fine pasto, sono profondamente innamorato del Picolit Ah, e bravo. e la versione di Cristian e Michele Specogna credo che sia pura poesia enologica. Amo in egual misura
il vostro blend, quello che io chiamo il tridente friulano, cioè i bianchi in cui si unisce il corpo del friulano, la freschezza della ribolla e i profumi della malvasia, Stupendo. magari con una punta di picolit, no? Come fa Jerman nel suo Capomartino. Mi piace tantissimo anche il Braide Alte di Livon, mi piace e ammiro il lavoro di Alvaro Pecorari in Lisneris, sono un fan dei suoi bianchi invecchiati. L'Illivio di Livio Felluga, Mm. ci sono vini che non dimentico, anche il Pinot Grigio Ramato, no? Il vostro tipico Pinot Grigio Ramato mi piace tanto e amo molto la versione di Specogna e poi penso che i vini di Bressan siano veramente degli Stradivari tradotti in vino. Ah, ok, Insomma, bello. ce ne sono poi molti altri che veramente adesso da elencare tutti è lunga, veramente lunga. Ma sai Però ce ne che sono tanti. Bressan è uno di quei ospiti che sono sulla lista dei ospiti, diciamo, di sogno, perché è un personaggio. Non so se è possibile prendere lui e mettere qui a tavola con me per parlare dei suoi vini, però è una persona, diciamo, difficile, di appassionato, di interessante, vini veramente iconici, però mi piacerebbe passare un po' di tempo a tavola con lui. Ci credo, ci credo. Io non l'ho mai conosciuto né ho mai sentito una sua intervista e so che è un personaggio controverso, ma una persona che riesce a fare dei vini così armonici, così in equilibrio, deve avere un animo artistico dentro, magari sì, difficile da plasmare, da fare entrare nei binari della consuetudine, ma sicuramente ha molto, molto da dire ed è una persona che mi incuriosisce tanto. Interessante. E ho avuto il suo nipote sul podcast, un enotecaio che si chiama Alessandro Cossa, che aveva una Sì? bellissima enoteca qui a Udine che si chiamava Alpignolo, purtroppo adesso è chiuso, però ha fatto il promesso di riaprire in qualche altro posto, in qualche altra forma nel prossimo futuro. Però spero tramite lui possiamo trovare il modo di farlo venire una volta, o io vengo da lui, porto tutti i microfoni, tutto quanto, lo metto lì sul tavolo con Bressan, sarebbe un sogno onestamente. Tu passi qui in Friuli ogni tanto, ti trovi qui in zona? Sì, mi piace venire in Friuli ogni tanto, ovviamente non è che ci venga così spesso perché, sai, vivo tra Roma e Milano continuamente avanti e indietro, non è facile, ma cerco sempre di non farmi mancare una o due visite all'anno in Friuli perché è uno di quei territori che amo di più, a tutto tondo, non solo enologicamente parlando. No, ok. C'è un, non lo so, una panorama, un'azienda, un punto di vista qui in Friuli che ti ha colpito per la sua bellezza? Bah, mi piace moltissimo la vista che si ha da Monte San Michele. Quando si sale, ci si gira verso nord e si vede subito sotto l'Isonzo, poi il Coglio e ancora più in là i colli orientali del Friuli con la Brda che segna il confine con la Slovenia. Credo che da lì si abbia un meraviglioso scorcio di quella che può essere l'enclave, una delle migliori enclavi del vino italiano, una zona così ricca di vitigni, di vini e di artisti del vino stesso. Bello, bello. C'è una parte del vino friulano, o potrebbe essere una caratteristica, potrebbe essere, a parte di quello che abbiamo già parlato, dei vini e dei blend, parte del carattere di vini qui in Friuli che ti colpisce di più, e ti chiedo anche l'apposto che secondo te c'è qualcosa che si può migliorare qui in Friuli? C'è qualcosa che forse possiamo fare meglio? Allora, io nei vini friulani amo l'abbondanza di tutto.
proprio perché nascono in quel territorio lì. Cioè c'è l'influsso del Mar Adriatico che porta comunque sempre il calore, il sole e le uve a maturazione. C'è la Bora che risale la Valle del Vipacco, spunta dietro Gorizia e comincia a aspirare in maniera educata fra i vigneti, li rinfresca, li sanifica e stimola le viti a deporre molti più profumi nelle bucce delle sue uve. E poi c'è la Ponca, questo terreno, no? Che era il fondo di un oceano ancora così ricco di mineralità. Quindi nei vini friulani trovo sempre lo spessore, il corpo, trovo sempre la freschezza, trovo sempre l'eleganza di una miriade di profumi e poi trovo questa sapidità finale che completa il quadro in cui non manca nessuna sfumatura. E Fantastico. per quanto riguarda quello che potete migliorare, credo veramente che possiate migliorare solo ed esclusivamente nel farvi conoscere il più possibile al mondo, perché non cambierei una virgola di quello che c'è oggi in Friuli, soprattutto enologicamente parlando, ovviamente. Ci sono tanti che quando si parla delle debolezze di Friuli come produttore dicono che forse facciamo troppi vini. Tu credi questa idea o secondo te così tanti questi vini da friulano a tutti i vini belli bianchi tra autoctoni non e tutti i vini rossi bellissimi, secondo me dobbiamo fare meno diversi tipi o andiamo avanti così? No, andate avanti così perché di tutti i tipi che fate non ce n'è nessuno scarso e sono tutti buoni, sono tutti profondamente radicati nella vostra storia e nel vostro animo e tutte le uve che crescete sono perfettamente adattate a quel territorio che le nutre, che è, direi veramente benedetto dal Signore per quanto riguarda la produzione del vino. Poi a che cosa vuoi rinunciare? Ai macerati bianchi? Alle malvasie istriane del Carso? Vuoi rinunciare ai Sauvignon? Vuoi rinunciare ai blend, al Piccoli, al Verduzzo, al Pignolo, al Refosco, allo Schioppettino? No, no, io non rinuncerei a nessuno di questi vini, sinceramente. Hai ragione, purtroppo facciamo così tanti diverse cose molto bene. Se c'erano Ma è due una o tre ricchezza. vini, sì, due o tre vini buoni, il resto sono scarsi, si può dire, ok, quelli scarsi si può... No, invece ci sono tantissimi diversi vini, bianchi, rossi, dolci, spumanti, che si fa bene qua. Sono d'accordo, infatti adesso avete cominciato anche a produrre spumanti, mi riferisco a produttori che magari non erano conosciuti per questo, tipo Lisneris o tipo Moschioni o tipo Castello di Spessa, è riuscito a tirar fuori delle ottime bollicine, Infatti. quindi no, non rinuncerei neanche a quelle. Sì, sì, infatti ho avuto Alessio Dorigo che fa un metodo classico buonissimo, anche Rodaro fa un metodo classico, un Brut Nature che è stupendo e ovviamente c'è questo grandissimo produttore della zona tra Udine e Codroipo che si chiama Pittaro che fanno dei spumanti veramente bellissimi. E allora da bianchi, fermi, macerati, rossi, spumante, dolci, abbiamo tutto. E non dobbiamo Sì. rinunciare a niente, secondo te? Sì, assolutamente, lo sottoscrivo. E come cibo qui in Friuli abbiamo già parlato di frico. Ci sono altre Sì. cose che ti piace qui del Friuli quando vieni qua a fare una visita dove devi andare a provare un... Ma mi piace moltissimo il buffet triestino con tutte le Bello, carni. bello. Mi piace follemente il prosciutto cotto triestino, mi piace follemente il San Daniele, mi piacciono i vostri cotechini, mi piace la iota, i chanson, questi Wow, ravioli bravo. capolavoro. Mi piace molto la vostra cucina e credo che si abbini perfettamente ai vini che fate, no? Penso anche ai formaggi, quelli più forti e stagionati, che possono benissimo abbinarsi ai vostri bianchi macerati, che sono di solito quelli un po' più difficili da abbinare al cibo. Sì, sì, quello è vero, quello è vero.
Andando un pochino fuori del Friuli Venezia Giulia, io vedo tantissimi vini piemontesi sul tuo feed su Instagram. Sei particolarmente innamorati di quella zona, ovviamente sei di Lombardia, ovviamente è vicino a te. Ma allora, in realtà mi piacciono molto i vini piemontesi e anche loro hanno un'estrema ricchezza, però sparsa su un territorio molto più ampio rispetto al Friuli orientale. È una di quelle zone complicata per chi racconta il vino e lo studia, no? Come me. Quindi è sicuramente una zona da studiare, da approfondire, a cui bisogna dedicare tanto tempo, perché Barolo, Barbaresco, Barbera, Altalanga, sono tanti vini di tanti produttori storici anche lì che hanno sfumature diverse in base al vigneto in cui crescono e poi sai non è facile parlarne perché comunque è uno di quei territori che ti mette soggezione e quindi lo approfondisco, approfondendolo poi pubblico i miei studi e c'è tanto vino piemontese che è sicuramente un'ottima regione per quanto riguarda le produzioni enologiche, però in Italia abbiamo tantissimi territori direi sublimi e poetici, quindi non è che mi piaccia più di altre zone. Per esempio, dicevi, io sono lombardo, la Valtellina per me è uno dei territori più affascinanti Ah, del bello. vino. Fa delle chiavennasche che sono musica per il palato. Anche la zona del lago di Garda è meravigliosa, no? Parlando per esempio del Lugana, dei Chiaretto, parlando del Bardolino, parlando anche del Tuchì, che sarebbe il Tokai, il vostro friulano, che Sì, rimane a San Martino della Battaglia, ho appena spesso non sentito si quella sa, però è quel puntata, sì, esatto, bellissimo. E che non sapevo che esisteva questo Toki, che è molto interessante, che è ancora Tokai che si fa lì in Lombardia praticamente. Sì, esattamente, è a San Martino della Battaglia, è tra le province di Brescia e quella di Verona, e quella, sai, era una zona che comunque era di dominazione austriaca, austro-ungarica, Ok, proprio come il Friuli, proprio sì, come il Veneto, che sono giusto. le regioni dove il Tokai friulano persevera e cresce e prospera. Ha qualcosa in comune con il friulano, il Tokai friulano qui o è un vino completamente diverso? Perché onestamente devo dire che non l'ho mai provato. È proprio la stessa uva e ha lo stesso corpo, ha gli stessi muscoli e la stessa freschezza educata, quindi un'acidità non preponderante, però è condito dalle due caratteristiche che il lago di Garda riesce a conferire in maniera, devo dire, identitaria nei vini che nascono sulle sue sponde, che sono la mineralità proprio per l'abbondanza dei minerali che ci sono in questo terreno morenico e la balsamicità, che non riesco a spiegarmi perché, forse saranno i venti che spirano sul lago, ma la balsamicità in questi vini non manca mai. Quindi il Tucchi di questa zona ha la larghezza del friulano e la mineralità e la balsamicità dei vini del Garda. Bello, bello, devo provare, devo cercare, forse qui in Friuli riesco a trovare una bottiglia. Ti consiglio di assaggiare il Campo del Soglio di Selva Capuzza, lo fa Ok, Luca Formentini, che è proprio il fautore della conservazione e del salvataggio del Tuchi ok, e della denominazione San Martino della Battaglia. lo cercherò sicuramente. Parlando di acidità, volevo chiederti Sì, se forse anche tu nel tuo percorso come sommelier mhm. hai fatto la stessa cosa che ho fatto io. Allora, quello che io trovo spesso nel mondo del percorso di una persona, quando si comincia a studiare, diventa innamorato con il mondo di vino, si comincia con dei vini che sono super piacevoli, solitamente basso di acidità, molto rotondo, molto corposo, e fai questo percorso quando si vede che stai cominciando di cercare sempre i vini più
acidità, più freschezza. Per esempio, io quando ho cominciato di bere vino negli Stati Uniti e studiare vino, io ho bevuto Merlot californiano. Adesso per me, se devo scegliere, io scelgo qualcosa con tantissimo più acidità, allora qualcosa come un Riesling tedesco o qualcosa così. Hai trovato anche tu questo stesso percorso o cosa hai sviluppato il tuo palato negli anni? Allora, condivido perfettamente questo pensiero, questo percorso che ho fatto anch'io e che è quello che fanno le persone, credo tutte, no? Che si avvicinano al vino. Si comincia appunto con i Merlot, i rossi rotondi o il Gewürztraminer, cioè un bianco molto profumato e comunque anche lui molto rotondo, e poi si va verso, si conclude col Pinot Nero, con il Nebbiolo, no? E io Esatto. ho fatto lo stesso anch'io, perché mi ricordo i primi vini che segnavo nel mio diario delle etichette bevute erano il Sassella di Nino Negri, che è un vino bello rotondo, rosso, Mm. e poi vabbè, girava del Prosecco anche a casa nostra, di Bisol soprattutto, che invece era un vino che comunque ha poca acidità e profumo. E quindi sì, lo condivido appieno, e ora è chiaro che vado più magari sui nebbioli, le chiavennasche, i pinot neri anch'io. E per quanto riguarda i bianchi, ehm, sì, vado sui bianchi, quelli longevi. A me piace che maturino la morbidezza negli anni, quindi che abbiano tanta freschezza all'inizio e poi negli anni smussino i loro spigoli. Penso ad esempio a un Grechetto di Sergio Mottura, se devo fare un esempio. Però ora sarà proprio per il lavoro che faccio. Non parto mai a degustare un vino con un preconcetto. A me piacciono tutti i tipi di vini, io non ho razzismi enologici, basta che siano ben fatti. Questo mi piace, quel razzismo enologico. Sì, esatto. Anche ma io sono, se mi ha chiesto, ho fatto questa domanda, non lo so, 5 anni fa, anche 10 anni fa, ero veramente convinto di essere un banchista, che bevo 80-90% vini bianchi in confronto dei rossi che bevo solo quando ho il piatto di carne rosso davanti, ho un piatto molto forte. Adesso vedo che sto bevendo sempre di più vini rossi, allora anche io sto diventando un po' meno razzista quando si parla del vino. Però sì, forse sto facendo un tipo di cerchio, allora sto tornando verso i rossi, però con più eleganza, il Pinot Nero, come hai detto tu, roba così. E anche i vini di California non riesco più a bere perché sono troppo pesanti, troppo barricate. Ci sono di altre zone qui in Italia che ti piace di più, che sono di cuore, dove o forse qualcosa che non hai mai visitato, che non vedi l'oro di andare a vedere? Allora, zone di cuore sì, ne ho diverse. Mi piace moltissimo la zona di Dolce Acqua con i suoi Rossese. Ci sono vigneti veramente arroccati su queste colline ripide liguri, che magari hanno anche più di 100 anni, che danno dei vini davvero eccellenti. Poi mi piace tanto la Campania, l'Irpinia con i suoi Fiano, i Greco, il Taurasi. E poi l'Etna mi affascina sempre tanto, perché Oh, bello. quando lo racconto dico che l'Etna per un appassionato di vino deve essere un po' come, diciamo, gli Avengers per un appassionato di fumetti, cioè tutti i tuoi miti sono lì, nel senso che tu in uno stesso territorio hai l'altitudine della montagna, il terreno vulcanico che porta mineralità e complessità, i venti, le brezze di mare, il sole del sud, dei vigneti anche lì centenari, e quindi è una zona che mi affascina tantissimo. Anch'io sono Un innamorato con Etna. sì, 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 no, a me veramente è un posto magnifico che dà dei vini buoni fin da subito e anche longevi, no? Che è un Mm. po' la caratteristica
dei vini più grandi. Esatto. E poi un'altra zona che mi affascina, ma che non ho ancora visitato e che mi piacerebbe andare, insomma, mi piacerebbe visitare il prima possibile, è quella della Costiera Amalfitana, perché lì si trovano le vigne, penso più longeve d'Italia, e si trovano anche dei Tintore, che è questa varietà tipica della zona rossa, e delle viti che hanno anche più di 200 anni. E poi anche i bianchi sono dei bianchi estremamente validi, frutto di blend, e hanno dei profumi molto eleganti, e tutte le volte che li bevo mi ricordano un po' questi terrazzamenti rubati alla montagna, perché poi la costiera dal mare va su molto ripida e rocciosa, Giusto. e anche lì sono tutti belli sgangherati, alternati alle limonaie, è un luogo affascinante. Sì, sì, c'è uno dei miei vini bianchi preferiti di quella zona che è Fior d'Uva di Marisa Cuomo, no? Che non so se hai mai Sì. provato, però non sono mai stato. Allora, quando decidi di andare, chiamami, in questo modo andiamo insieme. Va bene, organizziamo e Facciamo una partiamo gita proprio. scolastica insieme. Volentieri, partiamo proprio da quel vigneto lì, andiamo a trovare Andrea Ferraiuoli e Marisa Cuomo e andiamo a visitare la vigna, la loro cantina scavata nella roccia, e poi te li presento perché sono due persone meravigliose, cioè pensa che Andrea, il marito, ha regalato le vigne e la cantina a Marisa come dono di nozze, cioè c'è chi regala la Wow. batteria di pentole e invece lui gli ha regalato il mito, uno dei più grandi vini italiani. Pensa a te, questo non sapevo. Questa è una novità per Eh, me. è una Bello, bella storia. bello, bello. Allora, io spesso mi piace fare come domanda standard per tutti, dico sempre che se dovevi rinunciare a tutti i vini nel mondo e salvare solo uno, che Oh mamma. vino, che vino salveresti? Ah, questa domanda è davvero, davvero Può essere un tipo difficile. di vino, potrebbe essere una zona, potrebbe essere, dimmi tu, però sì, io, io ho la mia idea, però volevo sapere se Sì, c'era uno sì. che tu non puoi vivere senza. Allora, io credo che esista un vino che è un patrimonio mondiale, perché il segreto della sua grandezza deriva da un difetto, cioè un difetto genetico che porta questa pianta a perdere dei fiori in primavera e quindi poi a creare dei grappoli molto spargoli, un po' bruttini, quasi rachitici, però riesce a concentrare tutte le sue forze, tutti i suoi profumi, tutti i suoi zuccheri in quegli acini che rimangono nel grappolo, e poi a condensarli in un vino che non so, un valzer probabilmente, una musica meravigliosa, che è il Picolito. Wow! Io credo che sia davvero una gemma del vino mondiale, E quindi non un stai vino dicendo che questo solo perché merita faccio un l'immortalità. podcast sui vini friulani. Ma guarda, direi di no, cioè lo direi in generale. Per me il Picolit è una delle più grandi ricchezze del mondo, delle più belle storie, no? Le storie a più lieto fine del mondo. E quindi sì, beh, è chiaro, ha fatto anche un abbinamento territoriale, però è sicuramente tra i vini da mantenere per sempre in vita. Bello, Che poi bello, tra bello. l'altro si mantiene perché riesce a invecchiare, a migliorare con gli anni pure. Quindi. Infatti, infatti. E se tolgo tutti i friulani, dove vai? Mm. Allora, se togli tutti i friulani, io direi che possiamo tenere il Tu, Barolo Cannubi di Rinaldi. ok, Cosa dici? sì. Allora tu Manteniamo beveresti quello. questo per tutta la tua vita? Sì, 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 ma magari. Magari. Bene, Andrea, io ti lascio, grazie tantissimo per passare questi minuti con noi qui alla taverna. È stato veramente un Grazie a voi. piacere conoscerti di più, di parlare con te e non vedo l'ora di vederti qui in Friuli.
Grazie Wayne, grazie dell'ospitalità, è stato veramente un piacere condividere questo spazio con te e tutti i tuoi ascoltatori e a questo punto mandi e Mandi, bevi montagna. bravo, bravo. Grazie tantissimo di passare questo tempo con noi e ci vediamo in Friuli, ci vediamo su Radio 2. A presto Wayne, ci sentiamo in radio, ci vediamo anche su Rai 1 e presto in Friuli, senz'altro. Ciao. Grandissimo, grazie a te. Ciao ciao. Ciao Wayne.